Buongiorno cari amici, benvenuti ancora a una live del Marietta Veneziano con le sibille interattive gratuite. Come ogni volta, ogni mattina praticamente dovrò ricordarvi alcune cosine per poter fare le domande, sempre nome, data di nascita. Per gli amici di Face invece dovrebbero anche iscriversi alla piattaforma perché sennò la domanda è irricevibile. Intanto saluto Stella. Ciao Stella, grazie di essere qui con noi e saluto anche la Rossella, grazie a tutte e due di essere qui con noi in diretta, oggi che è venerdì. Più vi ricordo anche che il Marietto con Hilde hanno due gruppi Face, i casti sacerdotali e i radionica radiostesia, teologia ed ermetismo. Vi ricordo che ci si può iscrivere gratuitamente, sono dei gruppi uno è di Kabbalah e l'altro è di radionica orientato a questa cosa qua ed è gratuito su Facebook. In più abbiamo anche il sito del capitano, dove sono stati messi parecchi ebook, più o meno una ventina, fatti dal Marietto Veneziano dal 2015 è online, si possono scaricare gratuitamente, ci sono sia circuiti radionici che quadranti radiostesici con tanto di spiegazioni. In più vi ricordo anche che e ne hanno già scaricati 175.000, insomma già un bel numero, più di 175.000. In più vi ricordo che abbiamo una sezione shop con ad esempio questo ciondolo magico del costo di 150 euro più 10 euro di spedizione, e in più si può programmare questo ciondolo di protezione. Eventualmente se ci sono persone che hanno altre esigenze tipo riti propiziatori per la salute, per i sentimenti, per l'attività, per il lavoro, abbiamo anche la possibilità di offrire dei riti, però chiaramente sia i riti che quant'altro bisogna prima fare sempre un consulto per vedere un preventivo a livello finanziario. Quindi non contattarci per sapere cosa costa un rito, perché prima bisogna fare un consulto per effettivamente sapere e vedere cosa e quanto costa un consulto, scusate, un rito. Bene, detto questo, incominciamo a vedere se ci sono delle domandine alle nostre amicizie. E vedo già una domanda di Stella Azzurra. Stella Azzurra Dorata addirittura. Buongiorno. Buongiorno. Ilde, sono Cinzia. Beh, Ilde si sarà confuso perché nella realtà c'è il Marietto, c'è il Marietto che dove lo metto il nostro Marietto? Lo mettiamo qua, Vediamo un po' la nostra Stella Azzurra. Riuscirò a portare a termine con esito positivo il mio anno scolastico? Allora, sono quasi due domande. Vediamo se riuscirà a portarlo a termine e vediamo se chiaramente sarà promossa. Ma vediamo come va. Vediamo un po' di mettere la domandina della nostra Stella in evidenza. Vediamo, Pendolino, dimmi se la nostra Cinzia del 72 riuscirà a portare a termine con esito. Vediamo se verrà promossa, via. Beh sì, Cinzia, vedo che c'è. Vedo che c'è delle possibilità, Cinzia, vedo che ci sono delle possibilità positive chiaramente. Ma facciamo una stesa per questa scuola serale, la nostra Cinzia del 72. Allora, beh, in questo momento Cinzia vedo che ci sono delle situazioni un po' particolari, perché ti vedo lanciata, ma in un certo senso anche un po' delusa. Sembra quasi che tu abbia delle delusioni in corso per questo corso serale, però sei piena di voglia di fare un vento fresco, insomma. Vediamo meglio in dettaglio la stesa. Vi ricordo che se dovete fare domande, nome e data di nascita.
Vediamo un po' qua per il corso serale della nostra amicizia Cinzia. Bene, allora vediamo un po' il passato. Il passato vedo che ci sono state delle belle situazioni, cioè la prospettiva non era male, eh. Vedo che c'è stato qualche bel, come si suol dire, qualcuno che ti ha spinto con entusiasmo e vedo però che c'era qualcuno che, non dico che frenava, ma insomma, vedi il nemico è sempre una carta un po' particolare, però tu ci hai messo mh, ambizione, voglia, amore per questa scuola e vedo che alcune volte la situazione non era male. Poi sembra che per questa scuola ci sia stato un blocco, non so se poi per il Covid, però effettivamente vedi la carta della morte, sembra che ci sia stato un disguido. Adesso vediamo la linea presente. La linea presente vedo che tu speri, aneli di superarla questo anno scolastico serale, no? E si vede che sei molto impegnata e speranzosa, però vedo che hai paura di perderlo, vedo che vedi sospiri, hai paura che vada via questo risultato e vedo che c'è un po' di raffreddamento in questa cosa qua. Cioè sei partita nel presente con una situazione estremamente positiva che speravi di raggiungere il risultato e poi vedo che la situazione è un pochettino arrugginita per il semplice fatto che vedi andare via quasi questo anno scolastico e c'è una freddura, però mi sembra che ci sia un ritorno all'entusiasmo iniziale. Quindi è un 50-50, un 50-50, cioè un'attenzione molto importante, ma più che altro nel tuo lato psicologico, perché vedi, sembra quasi che hai paura che vada via il risultato, di portarlo a casa. Però sembra che il primo amore per questa scuola serale, torni. Questo è il presente. Ma andiamo avanti col futuro. Il futuro vedo che la situazione scolastica sarà un pochettino pragmatica, mettiamola giù così per essere in modo elegante, perché vedo che chi la gestisce è una persona in un certo senso non tanto, come si dice, larga, piuttosto stretta, piuttosto severa, anzi severissima, e vedo che potresti avere in futuro qualche abbattimento morale, qualche momento di, come si suol dire, di tristezza. Però tu sei una persona che quando fai le cose ti impegni e vedo che cercherai un ragionamento, cioè vedo che pensi come riuscire a superare quest'anno scolastico e vediamo qua nel futuro che avrai diversi colloqui, magari con gente che fa la tua stessa scuola. E in più vedo che hai queste ambizioni, vedi la gran consolazione, sembra quasi un premio, che devi in un certo senso attivarti per migliorare la tua situazione scolastica. Il futuro com'è? Il finale, cioè l'esito. Vedo un'amica, la stanza, ma sembra quasi che tu riesca sicuramente dopo questo impasse, questo freno che c'è attualmente, vedo che avrai dei suggerimenti per raggiungere il risultato da due persone importanti della tua vita. Un gran signore, una persona che ti vuole bene e anche una vecchia signora che rappresenta il passato. Quindi a me sembra che il risultato alla fine lo porti a casa. E sembra anche che avrai due persone, una del tuo passato e una più grande, un gran signore che cercherà di aiutarti per raggiungere il risultato. E a me sembra che il risultato alla fine, che Cinzia, lo porti a casa. La promozione sarai anche forse aiutato da anche una tua collega di studio o una donna. Comunque vedi, adesso non devi aver paura, cioè la paura c'è, vedo che hai paura che la cosa vada lontano, però alla fine il risultato adagio adagio, anche sebbene la scuola o l'ambito professionale, qui c'è una linea che non si capisce bene se nell'ambito professionale o la scuola sia molto severa e quindi
vedo un po' in te l'abbattimento morale, ma come abbiamo visto il finale è interessante, eh. C'è la soluzione, c'è la soluzione, vedi la stanza, l'aiuto, sembra quasi che la situazione sul finale sia estremamente positiva, quindi mi sembra proprio un sì. Certo, adesso la situazione sembra un po' come si dice, ingarbugliata. mm. Un attimino che leggiamo. Leggiamo un po'. Allora, vediamo un po'. Andiamo avanti con le prossime domandine. E c'è la nostra Rossella. La nostra Rossella. Cosa dice la nostra Rossella? Come andrà l'attività di mio marito Salvatore 74? Letteremo andrà bene. Allora, nostra Rossella chiede per il marito Salvatore se l'attività che hanno adesso, in questo momento qua, avrà un futuro, se ci sarà uno sviluppo. Bene, vediamo un po'. Vediamo per Salvatore. Ma sembra che l'attività in futuro possa prendere, come si dice, slancio. Vediamo un po', cari amici, vediamo un po' se questa attività nel futuro avrà slancio o si bloccherà. Vi ricordo che se volete un consulto privato siete sempre benvenuti a contattarci, sia il Degare Cameretta Veneziano, 20 euro 45 minuti. Vediamo un po' per Salvatore l'attività. Beh, adesso, caro se la situazione sembra un po' frenata. In questo periodo la situazione, vedi, ammalato, omaggi preziosi, sembra quasi che la situazione sia difficile. C'è il battimento morale, l'omaggio prezioso è sempre una sibilla che rappresenta sì qualcosa di positivo, ma anche qualcosa di estremamente difficile perché la, la scatola è mezza piena e mezzo vuoto. In più è seguita da un momento di malattia, di abbattimento morale, quindi la situazione non è facile. Andiamo avanti con le nostre sibille, vediamo un po'. Ma vediamo un po', questa situazione. Allora, beh, l'attività nel passato c'è stato molto movimento, però c'era qualcosa di nascosto in questa attività, perché vedi c'è il ladro che cerca di rubare, poi vedo che c'è state delle comunicazioni con altre persone, non so se tu, Rossella, appunto, la moglie che intervenivi e poi vedi, c'è l'ammalato, cioè la malinconia, cioè eh, tu eri un po' giù di morale o eravate giù di morale per questo periodo, no. E infatti eh, c'è stato qualcuno che ha cercato di rubarvi o danneggiarvi. Comunque vedo che c'è stato grande movimento di intenti per tenere aperta l'attività. Adesso nel presente vedo che ci sono delle lacrime, dei momenti difficili da superare, però c'è ancora un po' di entusiasmo, anche perché fra un po' sembra che la situazione cambi e vadi nella direzione giusta, perché vedi c'è il viaggio e la fedeltà. Quindi è ancora un periodo, questa linea è presente, quindi è ancora un periodo impegnativo, sostenuto, un periodo pesante, perché appunto le lacrime in questo momento fanno capire che appunto Salvatore non se la passa bene, ma non so se ha qualcuno vicino che lo incoraggia o lo aiuta e vedo che ci sarà un cambiamento in positivo. Poi nel futuro
vedo anche che arriverà un colpo di fortuna e avrete costanza e la situazione migliorerà. Quindi nei prossimi mesi sembra che la situazione per un colpo di fortuna e per la vostra, come si suol dire, caparbietà, la situazione migliorerà. Poi vedo che ci potrebbe essere un contratto, qualcosa di nuovo, ma attenzione perché ci saranno poi dei blocchi importanti. Quindi diciamo così, attualmente la situazione è un po' difficile, però evolverà per la vostra costanza in una direzione positiva, si rafforzerà. Poi però ci saranno dei blocchi importanti, importantissimi, diciamo, perché adesso vediamo l'esito, vediamo il nemico, la morte e poi gli affari. Quindi diciamo così, adesso si dovrebbe risollevare fra un po' a Salvatore, dovrebbe farcela, poi arriveranno ancora dei periodi impegnativi con dei blocchi, blocchi causati molto probabilmente da un uomo che cercherà di abbattervi, ma alla fine vedo che voi ce la farete. Quindi se lui dovesse tenere aperto, vedo che la situazione molto probabilmente ha, come si suol dire, colpi di avanti e indietro, dovrebbe portare a dei risultati importanti. Perché dovete però stare attento che dopo questo periodo estremamente positivi, perché avrete fra pochi mesi dei momenti estremamente positivi dato dalla vostra costanza, forse dei buoni contratti, poi vedo che ci saranno dei blocchi dovuti a qualcuno che vi spia e vuole abbattervi, ma alla fine vedo che ci sarà un miglioramento. Quindi il consiglio di Marietto è di tenere duro, di resistere, di stare sulla barricata, di non abbandonare. Bene, vediamo un po' chi possiamo. Abbiamo la nostra Loredana che chiede, vediamo un po' la nostra Loredana che chiede, volevo sapere se Sebastiano del 63 e Anna si separeranno, grazie. Allora vediamo un po' con il pendolino se si separeranno il Sebastiano. Ma sembra proprio che la cosa non sia imminente, sembra che la situazione sia piuttosto apparentemente stabile. Certo, qualche problema c'è come in ogni cosa, vediamo un po'. Vedo che questa coppia è attaccata e l'Anna è molto giù di morale. Vedo che c'è una nemica che cerca una nemica che attacca questa coppia qua, questo Sebastiano 63. Vediamo un po'. E l'Anna è giù di morale. Ma vediamo se si separeranno. Abbiamo visto che c'era una donna che li attaccava, adesso vediamo un po' se si separeranno. Beh, nel passato la coppia era solida, poi c'è stato un blocco, però c'era molta affinità fra di loro. E lei, la moglie o la compagna, era molto speranzosa, era una donna forte, quindi nel passato tutto sommato andava bene. Certo ci sono stati blocchi, poi c'è stato, adesso nel presente c'è stato un ritorno di lui molto probabilmente perché vede in lei, nella Anna, una persona importante. Certo lui è un tipo che gli piace più prendere che dare a livello sentimentale, questo è chiaro, e anche un tipo un po' orgoglioso, non dico che è un narcisista, oppure potrebbe essere anche una situazione a livello di lavoro. Comunque diciamo che nel passato la situazione sembra che lui sia intenzionato a restare con Anna. Nel futuro vedo che ci sarà lui che penserà in modo importante, però si sentirà solo, cercherà di risolvere queste situazioni difficili, si sentirà solo
e vedo anche una situazione di una questione materiale, non riesco bene a capire perché Loredana non ci hai dato grandi, come si dice, mm, imbeccate, no? Però vediamo che nel futuro lui penserà a cercare di risolvere questa situazione, perché qui sopra vediamo che lui vede in Anna una persona importante e vorrebbe appunto ricucire questo strappo che c'è stato nel passato. Poi nel futuro vedo che lui lavorerà molto per riconquistarla, anche perché vedi, l'Anna è più giovane di lui ed è qua, e vedo che ci saranno però dei momenti difficili fra loro due. E vedo la giovane fanciulla, in altre parole, cercherà di riconquistare la sua Anna. Quindi, perché vedi, qua fra loro due ci sarà come un funerale fra un po', no? Ci sarà un gelo dovuto molto probabilmente a questioni materiali e economiche, ma anche può essere di conoscenze. Poi lui lavorerà ancora per riconquistarla. E vedo che ci sarà però dell'abbattimento morale fra loro due, cioè dei problemi, no? E poi vediamo che lui si comporterà molto bene e cercherà in modo importante di ricucire, vedi, il Gran Signore è sempre una persona che ama, e visto che lui è più grande di lei, e molto probabilmente sarà proprio lui. Potrebbe essere anche l'entrata di un uomo giovane, nuovo, ma io propendo il fatto che o lui ha un figlio, adesso noi non sappiamo se lui ha un figlio o lei ha una figlia o un figlio lei, però vediamo che cercheranno in gran segreto di rimettere a posto questo, come si dice, questa situazione che è piena di ostacoli, però io non vedo che c'è attualmente in corso qualcosa di un temporaneo impossibile. Vedo però nel futuro che la situazione degenererà proprio perché lui sarà molto pensieroso, perché in alcuni momenti si sentirà come se è un funerale in casa. E poi per questioni economiche vedo che cercherà di ricucire. Alla fine lui sembra che si voglia comportare, o potrebbe essere anche un altro uomo che entra in scena con Anna, potrebbe essere anche un altro uomo, qui adesso io non ho abbastanza informazioni, però questo gran signore potrebbe essere lui, ma potrebbe essere anche un'altra persona che Anna conosce. Quindi da quelle poche informazioni ci sono due strade, o questa è un'altra persona che lei conoscerà ed è molto disponibile e in segreto avranno sicuramente un flirt, oppure potrebbe essere che c'è un riappacificamento, perché qui si vede proprio Loredana, qui in questa Sibilla si vede proprio che lui lavora per ricucire con questa giovane donna, però ci sarà ancora dell'abbattimento morale, vedi? Non staranno bene. E poi entra in scena appunto questo gran signore che potrebbe teoricamente essere un'altra persona che in segreto cerca di conquistare Anna. Cioè le strade possono essere due. Comunque effettivamente adesso non sembra proprio in questo momento che la situazione sia difficile per loro due, non vedo proprio, sebbene all'inizio abbiamo visto una figura femminile che li sta attaccando, e che Anna è giù di morale, giù di tono, un po' insomma difficile da superare questo momento. Bene cari amici, vedo che appunto la Rossella ringrazia, noi siamo stati qui, grazie di essere stati qui, vi ricordo che se volete un consulto basta che ci contattate su Telegram, su WhatsApp, costa 20 euro, 45 minuti, vi ricordo che questa sera alle 21:15 ci sarà la nostra idea di gara con le sibille interattive in questa piattaforma. Cari amici, vi ringrazio di essere stati con noi, grazie e alla prossima.